Caduti nel cratere, sommersi dal fango bollente, con l'unica speranza che siano morti per le esalazioni e non in quel buco profondo 3 metri e caldissimo. Una famiglia inghiottita nella solfatara di Pozzuoli, papà Massimiliano, mamma Tiziana e il piccolo Lorenzo, 11 anni. Mentre il fratellino di 7 anni si è salvato per miracolo, ma ha dovuto assistere alla tragedia. E la disperazione rimbalza dalla Campania al Veneto. Meolo in poche ore viene sconvolta dalla notizia della tragedia che ha colpito la famiglia dell'ingegnere Massimiliano Carrer, 45 anni, la moglie Tiziana Zaramella, 42 anni, e il piccolo Lorenzo, in vacanza in quei luoghi affascinanti ma anche pericolosi. Una dinamica da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il disperato tentativo di salvare Lorenzo a far scaturire la tragedia. Secondo fonti della Solfatara, infatti, il figlio della coppia avrebbe oltrepassato una zona interdetta, passando la cordicella che delimita la zona visitabile e penetrando nell'area interdetta alle visite, nella zona della cosiddetta fangaia. Una corsa per salvarlo e i genitori sarebbero caduti con lui nel cratere, vicino alla caldaia, nel tentativo di raggiungerlo. E una volta caduti, genitori e figlio potrebbero essere stati uccisi dalle esalazioni, ma solo l'autopsia potrà confermare questa ipotesi. Tutta l'area della Solfatara, gestita da privati, è stata chiusa. In seguito all'incidente le persone che si trovavano all'interno sono state fatte uscire e la zona è isolata mentre sono in corso le ricognizioni sull'incidente da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Chiusi tutti gli accessi all'area. Ho visto un bambino correre piangendo, non pensavo di trovarmi di fronte alla più brutta tragedia della mia vita, ha raccontato Diego Vitagliano, pizzaiolo di Pozzuoli, testimone della tragedia. Il bimbo di 7 anni è stato affidato temporaneamente agli assistenti sociali del comune di Pozzuoli, che lo seguono insieme a una psicologa in attesa dell'arrivo del nonno da Torino. Tiziana Zaramella, infatti, che lavorava alla Triveneta Sicurezza dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, aveva vissuto a lungo in Piemonte con il papà, prima di trasferirsi a Fossalta di Piave assieme al marito. Da qualche anno abitavano a Meolo, prendendosi anche cura della nonna malata che aveva bisogno di assistenza. Intanto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, anche a nome dell'intera amministrazione comunale, ha espresso piena solidarietà alla comunità di Meolo e totale vicinanza della città al sindaco Loretta Liprandi per quanto accaduto ai suoi concittadini nella nostra terra. È un momento, dice, di profondo dolore per noi tutti.